E noi invece adesso ce ne andiamo da San Giorgio a Lido Azzurro, dove, come sapete, il 10 marzo scorso nuova sassaiola contro un autobus, tanti danni ma soprattutto tanta la paura anche per chi era a bordo e per chi lavora a bordo degli autobus. Una reazione particolarmente drastica, quella di Kima Mobilità, che ha deciso di ridurre le corse a partire da oggi e ha scritto al prefetto chiedendo un incontro, una soluzione confermata in qualche modo anche, che ha prodotto un plauso da parte dei sindacati, e di questo parliamo con Francesco Zotti della Filt CGIL, che è in collegamento con noi. Buongiorno Zotti. Sì, buongiorno a tutti. Insomma, l'ennesimo atto di un fenomeno che purtroppo non si riesce a combattere, a debellare, e che in qualche modo richiede anche, se vogliamo, misure estreme, o sbaglio? Sì, è una forte criticità che stiamo vivendo in questi ultimi anni, direi. 100 fenomeni in quest'ultimo anno, dall'anno scorso ad oggi, non sono pochi assolutamente, ecco perché ci sono delle soluzioni drastiche. E stiamo cercando di traguardare un risultato nella speranza che arrivi, cioè far capire alla cittadinanza, a chi compie questi atti, che cos'è il servizio pubblico. State vedendo in questo momento, per chi ci segue dal canale 94 del digitale terrestre, le immagini dell'autobus colpito dalla sassaiola il 10 marzo, distrutto completamente il finestrino lato autista. Insomma, le conseguenze potevano essere significativamente peggiori. Sì, se notate, ecco, questa è l'immagine più emblematica, quella del sasso che si incastra sul parabrezza. A Lido Azzurro c'è stato un vero e proprio bombardamento di sassi. L'autobus è stato colpito da ogni lato, rischiando di farlo andare fuori strada addirittura. L'autista era così spaventato proprio per questo. Si poteva anche pensare a una strage, e questo è il motivo della decisione drastica. Zotti, la decisione drastica crede che possa essere la soluzione? Allora, partiamo da un presupposto, sì, è che non è mai normale interrompere un servizio pubblico, ma è ancora meno accettabile pretendere che i lavoratori continuino a svolgere il proprio servizio in condizioni di pericolo, di violenze, di minacce, di atti vandalici. Quindi la sospensione del servizio non è una resa, attenzione, è un atto di responsabilità e di tutela verso i lavoratori, verso chi ogni giorno garantisce il trasporto pubblico e lo fa con professionalità, con sacrificio. Chi guida, controlla, chi lavora sui mezzi pubblici non può essere lasciato solo. Questo è il nostro pensiero. L'abbiamo fatto anche con quell'incontro in prefettura che si è tenuto il 18 febbraio, però il 10 marzo accade ancora, e quindi si sta rischiando quell'effetto, dal mio punto di vista, emulazione. Queste sono ragazzate, sono bravate che stanno, dal mio punto di vista, non devono rimanere impunite e possono avere conseguenze gravi. Zotti, ma assolutamente. Se portano un pullman di 12 metri con 50-55 persone a bordo, conseguenze gravissime. Certo. Non gravi. Zotti, intanto una parte di Taranto, di abitanti, sicuramente per bene, resta a piedi dopo le 19. Allora sì, da oggi parte questa sospensione dalle 19 a Lido Azzurro, perché c'è stata una lettera che dal nostro punto di vista, dal punto di vista sindacale, è una lettera giusta della presidente Giorgia Gira di Kima Mobilità, inviata al prefetto di Taranto subito dopo la riunione del 13. Noi siamo stati in azienda il 13 di marzo, e nella lettera c'era una richiesta di incontro, l'ennesima richiesta di incontro al prefetto, naturalmente dopo quella del 18 febbraio, e la sospensione del servizio dalle ore 19 di questa sera, che sicuramente vorrà essere un atto di forza, una provocazione, ma è assolutamente legittimo quello che i comitati di Lido Azzurro stanno dicendo, perché è un servizio pubblico, non lo si può interrompere. Il servizio pubblico nasce proprio per dare
alla cittadinanza, all'utenza e la possibilità di essere trasportati, attenzione, stiamo parlando di una situazione che avviene alla vigilia anche delle BRT, della nascita di questa rivoluzione, ecco, se così la vogliamo chiamare, Zotti, nel trasporto a Taranto, però è necessaria. Zotti, siamo praticamente in chiusura, quindi le chiedo veramente un flash, sì o no? La speranza è che in qualche modo si cerchino altre soluzioni e si possa tornare alla normalità, o potrebbe essere una soluzione che rimarrà a lungo tempo questa? No, allora, non può essere una soluzione che rimarrà a lungo tempo, a lungo termine. Ci sarà un termine a questa cosa, perché noi dobbiamo difendere il trasporto pubblico. Difendere il trasporto pubblico significa difendere il lavoro, la dignità dei lavoratori, la sicurezza. E su questo non possono esserci compromessi. Quindi attendiamo, cioè nelle prossime ore, attendiamo che il prefetto, Sua Eccellenza, convochi almeno la parte aziendale e per trovare le possibili soluzioni. Questo risultato che stiamo attendendo ormai da tempo. Grazie davvero a Zotti, grazie per essere stato con noi.